I risultati di questa operazione, questa è una fase, una prima conclusione, ma non può finire qua. Questo secondo noi deve essere un inizio per poter capire, visto quello che è successo, capire perché l'esperimento magari ha funzionato bene in certi punti, non bene o malissimo in altri, quindi qualcosa c'è da studiare e capire. E l'importante sarebbe questo, capire dove intervenire, perché abbiamo l'idea che ripristinare o cercare di capire cosa è cambiato negli ultimi decenni, perché sicuramente è cambiato qualcosa, non si potrà ripristinare le condizioni favorevoli, ma capire quali magari sono stati gli interventi sbagliati e magari modificarli in un certo modo per migliorare zone che adesso sono improduttive. Adesso il risultato principale è che in certe parti lo spostamento di prodotto piccolo è riuscito ad attecchire, quindi ha trovato l'ambiente, ma in piccole zone, idoneo, e quindi bisogna studiare in quelle zone cosa c'è di buono rispetto a zone dove questo prodotto non ha attecchito, quindi capire la direzione. L'accrescimento generale in questo periodo sembra molto rallentato, quindi la fase sarà, rispetto ai tempi buoni, molto lenta, e per avere risultati ci vorranno produttivi degli anni, però quindi bisogna migliorare e continuare.